Stiamo andando a cercare il posto per prendere il battello. Eccolo qua, vedete dell'Île de Bat. Reti da pesca. Chissà se sono ancora in funzione, penso di sì. Siamo a Roscoff, nel vecchio porto, e abbiamo prenotato la nostra gita all'Île de Bat. Roscoff è un comune francese di circa 3.720 abitanti, situato nel dipartimento del Finistère, in Bretagna. Costruita intorno al 1520, la chiesa di Notre-Dame de Croix-Bat fu completata solamente nel 1701. Osservando la chiesa è possibile notare l'accostamento di due stili architettonici differenti. L'imponente campanile, ben visibile da quasi ogni punto di Roscoff, è infatti chiaramente rinascimentale, mentre il resto dell'edificio presenta i tratti caratteristici del tardo gotico. Ciò si spiega col fatto che il campanile fu progettato in un secondo momento e fu eretto soltanto nel 1585. La chiesa fu voluta dai mercanti di Roscoff, i quali finanziarono i lavori di costruzione. Le autorità ecclesiastiche non videro di buon occhio questa iniziativa e infatti, benché la chiesa fosse pronta nel 1550, fu consacrata solo 45 anni più tardi. Lungo la strada abbiamo trovato questo grazioso mercato rionale dell'artigianato. Ci siamo fermati in una crêperie dove abbiamo la possibilità di scegliere crepe dolci o salate. Io prendo dolce e Marisa prende Salato, però un Florentin, resto nella zona. Vedete, stiamo attraversando un ponte per andare a prendere un traghetto che ci porterà all'Île de Bat, che secondo le descrizioni è un'isola abbastanza selvaggia. Ma anche con un giardino botanico molto Sì. ricco di piante dell'altro emisfero australe. Siamo in bassa marea, per cui dobbiamo in realtà portarci molto fuori dall'area del porto per imbarcarci nel battello, sul battello. E invece quando torneremo questa sera, se prendiamo l'ultimo battello, dovremo arrivare direttamente al porto, perché nel frattempo... La marea è salita, così hanno detto, Ok, va bene. L'isola di Bat, o Île de Bat, si trova a qualche centinaio di metri al largo di Roscoff ed è ad essa collegata da un servizio regolare di piccoli battelli. Nonostante le sue piccole dimensioni, 3,5 km di lunghezza e 1,5 di larghezza, l'Île de Bat costituisce un comune a sé, separato da Roscoff, e conta circa 500 abitanti, dimezzati negli ultimi 40 anni. Stamattina c'era il cielo coperto, adesso è venuto fuori il sole e infatti io ho caldo. Siamo un po' accaldate, anche perché stiamo camminando in salita. Esattamente. E abbiamo anche la panza un po' piena perché ci siamo mangiato una bella crepe.
Lungo la via che porta al giardino botanico si incontrano le rovine dell'antichissima cappella di Sant'Anna, datata X o XI secolo. Secondo il meteo doveva essere tutto il pomeriggio sole, invece ha fatto un'oretta di sole, poi è venuto giù l'uragano. Capelli completamente bagnati, guarda che roba. Il giardino botanico a l'Île de Batz è stato creato da Georges de Lasalle nel 1897. De Lasalle era un assicuratore parigino che ad un certo punto decise di lasciare tutto e di investire energie e denari per creare questo giardino. Il giardino ebbe dei momenti di grande fulgore e poi cadde un po' in abbandono. Fu ripreso nel 1987 dall'Associazione Amici del Giardino di Georges Lasalle. Il giardino conta più di 1700 piante provenienti da tutti i continenti, soprattutto dall'emisfero australe. Dal 1997 è gestito dal Conservatoire du Littoral, che l'ha ricreato, e attualmente se ne prende cura anche la comunità dell'Alto Leon. Purtroppo il maltempo ci ha impedito di fare una visita esaustiva. Adesso è venuto fuori ancora un raggio di sole, vediamo quanto resiste, altrimenti prendiamo il traghetto e torniamo a casa, torniamo nel camper che forse è meglio. La chiesa di Notre-Dame de Bon Secours, a pochi passi dal porto, fu costruita nel 1874 e consacrata nel 1875. L'edificio attuale sostituisce in situ l'antica cappella di Notre-Dame distrutta, menzionata già nel 1539 e figurante nel catasto del 1846. Il faro, costruito nel 1836, è alto 42 metri e offre uno splendido panorama dell'isola. Ed eccoli i nostri eroi, ce l'hai fatta! Ebbene sì, Com'è una bella camminata. Ragazzi, e come si è alzata l'acqua? Questa mattina siamo scesi dalla barca ad almeno 500 metri più lontano e adesso invece ce l'abbiamo qui. Come previsto, il rientro è stato direttamente al porto. Dopo il vento e la pioggia che abbiamo avuto all'Île de Batz, lasciamo Roscoff con un sole splendido.